Buonasera a tutti e benvenuti a Trieste in diretta. Oggi parleremo in questa puntata di BioEst, che sarà di scena nel prossimo fine settimana, e poi nella seconda parte parleremo invece della ginnastica 81, di un bilancio della stagione e dei progetti futuri. Ma iniziamo subito con i nostri ospiti che sono già in studio. Sono Tiziana Cimolino di BioEst, buonasera. Buonasera a tutti. E Edoardo Pernici, sempre di BioEst. Buonasera anche a lei. Buonasera. Grazie di averci raggiunti qui in studio. So che oggi avete presentato BioEst, il programma che andrà in scena appunto tra il 15 e il 16 di giugno, quindi sabato e domenica, sempre nel comprensorio di San Giovanni. Allora vogliamo cominciare da Tiziana Cimolino, se ci racconta magari quali sono le novità di quest'anno e se invece ci sono delle conferme, immaginiamo, nel programma di BioEst. BioEst è una conferma perché ormai siamo oltre la 30ª edizione, quindi il pensiero portante di tutto questo, ossia la promozione del vivere biologico, ha pagato, ed è stata una cosa che piano piano negli anni abbiamo visto è sempre più entrata nel cuore di tutti, e quindi piano piano questo mondo si è fatto strada. All'inizio dicevano che era una cosa di nicchia, oggi troviamo questi prodotti ovunque, ma non solo prodotti da comprare, ma anche modelli di vita. In effetti a BioEst si parla molto di tutela dei beni comuni, tutela della natura, naturalismo, quindi tutta una serie di argomenti che riguardano, diciamo, il verde, il piacere di stare nella natura e avere sicuramente un contesto di salute e naturale. Quindi è una fiera che parla di questo. Diciamo che oltre ad essere una fiera, possiamo dire è una sorta di piazza, un'agorà, a noi piaceva dire tanti anni fa, dove le persone si incontrano, possono vivere tutta la giornata in uno spazio che è la cornice del Parco di San Giovanni, che tra l'altro si presta tantissimo perché è un luogo dove c'è tanto verde, dove c'è ombra, dove ci sono gli alberi, e quindi tutto questo contesto di, diciamo così, di espositori, che sono tantissimi, più di 100, ma che fanno parte, insomma, di quel mondo che porta a conoscenza di questi prodotti, ma anche delle attività associative. BioEst viene costruito da tante associazioni, di solito più di 50, che durante l'anno collaborano, lavorano insieme, anche perché c'è questo pensiero comune, e quindi piano piano si costruiscono gli eventi che possono essere all'interno del BioEst quelli delle conferenze, ma anche magari dei workshop dimostrativi. Mi viene in mente, per esempio, tra le cose strane, perché noi portiamo sempre cose un po' strane, particolari, per dire la verità, o perlomeno particolari, che poi diventano magari anche cose comuni, ma però per esempio c'è l'assaggio del miele, che noi tra l'altro proponiamo ogni anno, sì, ma questa volta anche con un percorso sensoriale e attraverso la musica. Abbiamo un apicoltore che viene dalla Carnia e che ci insegnerà con la musica ad assaggiare il miele. Oltre naturalmente noi faremo i soliti giri nei nostri luoghi di apicoltura, perché infatti poi ci sono, ma insomma poi diremo che tutte le iniziative che ci stanno all'interno. Però abbiamo queste particolarità. Poi dirà anche Edi che ha portato, perché poi lo andiamo un po' a cercare anche nelle varie fiere, nelle nostre attività normali associative durante l'anno, andiamo proprio a cercare queste cose di particolare intensità. Fra le varie avremo quest'anno anche una ditta invece che si chiama La Serenissima, che si trova nel Veneto e porterà la famosa spirulina, che è questa alga che adesso va molto di moda. Mi ricordo tanti anni fa avevamo portato le famose bave di lumache, che erano il momento così di... insomma, le mode sono così, quindi ci sono varie cose, e poi magari sentiremo, insomma, anche con Edi qualche sua linea particolare
spiegare. Esatto, nel dettaglio poi del programma si inizia appunto sabato 15 per tutta la giornata, no? Poi si va avanti anche per tutta la giornata di domenica. Allora Edoardo Pernici, quali sono invece le particolarità che ci vuole raccontare? Intanto stiamo vedendo le immagini di una passata edizione, credo l'edizione dell'anno scorso, con tutte le varie realizzazioni all'interno proprio del Parco di San Giovanni. Ecco, sulle particolarità io partirei dai laboratori. I laboratori, benissimo. I laboratori, nel senso che appunto all'interno del BioEst ci sono gli espositori, gli artigiani, i produttori, le associazioni, le attività collettive comuni e i laboratori. Alcuni laboratori ormai sono storici per noi, c'è il laboratorio della carta per i bambini, come si fa la carta proprio... Cioè con questi ragazzini che mettono le mani nella poltiglia, la stendono sui grattini, insomma... Una fase creativa molto fase creativa molto apprezzata e è sempre molto di grande successo. Avremo il rigioiello, ovvero sia il gioiello più bello è quello che hai già in qualche modo, e sempre nell'ottica e nell'idea del recupero, del riciclo, di non gettare via le cose, no? Delle cose rotte o anche semplicemente delle cose che non utilizzi più, che possono essere trasformate. Chiaro, no? chiaro. Quest'anno poi, grande novità, invece avremo un fabbro. Un fabbro? Un fabbro, meglio, è un artista, Robin Soave, che lavora il legno, la pietra, ma anche i metalli, porterà una forgia, per cui si farà il ferro battuto e chi vorrà provare potrà farlo. Chiaramente, potrà cimentarsi anche in questo. Sì, insomma. magari non proprio i bambini, ma... Ecco, magari no, perché insomma viene tutto svolto in sicurezza, no? Immaginiamo, sì. Quindi, però sarà possibile anche vedere il fabbro all'opera. Il fabbro all'opera, no? Assolutamente, il fabbro artista all'opera. Il fabbro artista Poi all'opera. ci sono alcuni laboratori che invece piacciono tantissimo a Tiziana, che è il recupero anche qua dei vecchi mestieri, e stiamo parlando dell'uncinetto. L'uncinetto, attività manuali, applicazioni tecniche per noi una volta. Un po' dimenticate, no? Molto dimenticate. Infatti, però recuperate anche dai più giovani, forse. Esatto, vero? In effetti una volta ti dicevano non stare con le mani in mano, ma mentre guardi la TV dicevano, che sembrava fosse una cosa in cui ti perdi, fai qualcosa e quindi aghi, uncinetto, ricamo, eccetera. Ci sono dei gruppi che naturalmente a Trieste si sono formati su queste cose qua, e abbiamo il piacere di ospitare, quindi avremo tutta un'area di attività manuali per piccoli, grandi, eccetera. Naturalmente si imparerà. Tutti questi laboratori, dobbiamo ricordare, sono gratuiti, per cui le persone possono venire e fanno tutte le attività gratuitamente. Noi abbiamo un occhio di riguardo soprattutto sui bambini, e quindi cerchiamo di fare delle attività, perché se i bambini si divertono, i genitori si rilassano, e anche per genitori, nonni, accompagnatori o chiunque. E quindi poi si può vivere questa esperienza con maggiore tranquillità. Quindi di solito noi forniamo una specie di contesto tale per cui i bambini possano stare in sicurezza, perché non ci sono macchine, certo. È chiuso, diciamo, il perimetro. Cerchiamo di creare delle aree soprattutto sul verde, nei prati, dove questi bambini possono giocare, e soprattutto abbiamo almeno 5 associazioni dedicate solo all'animazione dei bambini, che quindi faranno dall'argilla alla carta, al disegno, al gioco comune, ai balli con i nativi americani, tutte quelle cose che vanno così, alla lettura. Abbiamo anche una biblioteca volante, e quindi poi abbiamo proprio il cerchio delle mamme alla pari che faranno il bebè sostenibile, cioè nel senso che si parlerà di bebè, come appunto portare avanti un periodo di maternità che sia appunto sostenibile, quindi imparare un attimino a utilizzare determinate cose, oppure avere dei particolari comportamenti. Una cosa in più, e diciamo sempre dedicata quest'anno, sarà tra le conferenze, c'è stata l'esigenza proprio di voler mettere
insieme le esperienze di quelle che sono le scuole parentali, perché ricordiamo che dopo il Covid è il momento di crisi in un certo senso della scuola, ma anche delle famiglie, dei genitori. Certo, la famosa DAD, la ricordiamo. Sì, tutti si sono trovati un po' in difficoltà, certo. Un po' sono nate delle scuole parentali, un po' ci sono state delle scuole che hanno magari già private o come la scuola Waldorf o come altri tipi di scuole che hanno scelto di fare determinate cose, e abbiamo cercato di accogliere questa esigenza di diversi genitori e gruppi di associazioni di genitori che volevano proprio confrontarsi su questi temi. Quindi per chi vuole sentire qualche opinione un po' diversa, qualche anche storia di vita diversa, sicuramente ci sono queste conferenze. Queste realtà. Tra le varie conferenze io nominerei quella soprattutto di Stefano Soldati, invece, che è un famoso autore di libri, ricordo Case di paglia, la permacultura, le foreste edibili, forse non dirò giusti i titoli, ma sono questi temi su cui lui sempre si confronta, che viene a Trieste e anche lui porta una sua conferenza, oltre a fare come Agnano, viene a fare dei corsi di permacultura, perché per chi conosce questi temi, appunto, è un tipo di coltivazione particolare in armonia con tutto quanto l'ambiente, e ci dedicherà un po' di suo tempo per raccontarci un po' proprio le sue esperienze in questo momento nel campo della permacultura. Quindi questi sono tra le varie cose importanti alcune delle conferenze. Delle conferenze. Sì, poi abbiamo Legambiente che ci porta per esempio la sua esperienza di scienza del cittadino, Science Citizen, dove hanno fatto delle misurazioni e spiegheranno come prendersi un misuratore delle polveri sottili e metterselo a casa, e quindi ci diranno, per chi vuole partecipare, anche un'attivazione del cittadino su questo tipo di ambientalismo. Quindi ambientalismo, comportamento etico, socialità. Socialità. Oltre ai laboratori di cui abbiamo parlato, sia dedicati ai bambini sia ai più grandi, ci sono anche diversi corsi proprio, oppure anche passeggiate in mezzo alla natura, insomma tante iniziative, molto variegato il programma. Sì, no? riassumere in poco tempo tutte le iniziative è quasi impossibile. Difficile. Ne abbiamo più di 80 in programma e alcune anche sporadiche che si aggiungeranno. Sicuramente ci sarà la passeggiata alla scoperta delle erbe del parco, attività che abbiamo fatto da parecchi anni e che in realtà si colloca all'interno di iniziative che da BioEst vengono svolte costantemente durante l'anno, cioè quella scoperta del territorio, l'amore per il territorio. Certo. E perché non farlo in un posto bellissimo come il Parco di San Giovanni? E infatti è proprio l'ideale, no? Quello è il posto ideale. Se posso su questo però fare un inciso, proprio perché il parco è bello, è prezioso, l'invito a tutti quanti, se possibile, venite usando i mezzi pubblici. Se venite in macchina, utilizzate i parcheggi nella parte bassa del parco oppure i parcheggi dell'università. In 2 minuti si arriva nella zona della fiera. O a piedi. Purtroppo ci è capitato alle volte, è capitato anche ad altri amici con altre situazioni di trovare le macchine che vanno sull'erba, eccetera. Non fatelo per cortesia nel Parco di San Giovanni, è veramente l'antitesi di tutto quello che noi vogliamo. Che volete promuovere, che volete diffondere, insomma, proprio con questa iniziativa. Fra l'altro ci sono anche delle limitazioni, no? Proprio al traffico, intendo. Ci saranno delle limitazioni al traffico. Come sempre, diciamo che ovviamente ci saranno i divieti di fermate e di sosta lungo la via Weiss nella prossimità della fiera, ma soprattutto a partire dalle 14 del sabato al termine della manifestazione domenica sera sarà senso unico in salita, non sarà più possibile entrare da sopra e questo insomma permette una maggior fruibilità. Avremo degli steward che aiuteranno nei parcheggi eccetera, però l'invito è proprio all'attenzione di ogni singola persona. Visto che si viene appunto anche per trattare determinati temi che sono legati alla sostenibilità, lo dicevamo prima, quindi sarebbe un comportamento insomma consono, no? Con lo e spirito allacciandomi alle attività e a tutte le cose che vengono fatte,
una delle cose più belle che ci è stata detta rispetto alla fiera del Bioest una volta è stato proprio da un espositore. Gli espositori normalmente, come dire, spesso si lamentano, diciamo non ho venduto tanto, diciamo il parco non è il centro città per esempio. Certo. No? Uno in Piazza della Borsa, la gente gli capita addosso anche non volendo. Anche insomma, non volendo. no? Nel parco bisogna andare. Eppure abbiamo avuto degli espositori che ci hanno detto: la vostra situazione è così bella che anche se vado a vendere di meno, cioè vengo da voi piuttosto che da un'altra parte. E in un'altra fiera o iniziativa, Esatto. insomma, chiarissimo. E chiaramente questo, insomma, merito nostro e merito anche del parco. Cioè, e del parco, abbiamo sì. unito due elementi. Due elementi diversi. Beh, grazie Prego. Parco, quindi, che ci dà questa atmosfera. Beh, l'atmosfera è rilassata, ricordo che, come dicevo prima, è un'iniziativa che può essere vissuta anche 8 ore su 8, cioè nel senso noi apriamo alle 10 di mattina fino alle 8 di sera, proprio perché vogliamo rimanere con la luce naturale, e poi si va a casa tranquillamente, oppure ognuno appunto stanco può ritornare a casa. Ricordo appunto, abbiamo parlato del rigioiello, quindi vi chiediamo di portare vecchie, non gioielli in questo caso, ma insomma vecchie collane, vecchie cose, e magari avrete la possibilità di rimetterle a nuova vita. Altra cosa, abbiamo la possibilità di fare anche come con invasati, perché noi come Bioest continuiamo durante tutto l'anno a lavorare su piante e con il gruppo Ri-Invasati, che è una sorta di carovana di amanti delle piante che si vanno nei vari giardini e promuovono, oltre alla conoscenza delle piante e specificatamente delle piante grasse, anche proprio il mondo delle piante, e su questo anche uno scambio di semi, uno scambio di piantine, per cui se uno vuole anche scambiare una piantina oppure vuole adottarne un'altra, sicuramente trova tutta una serie di situazioni con questo gruppo di rinvasati vaganti ormai, che sono presenti anche loro da tanti anni. Quindi gruppo piante, tante piante anche biologiche, perché abbiamo sicuramente anche qui tutto il discorso, certo, delle piante, dei vasi, della coltivazione, che è una cosa a cui ci sta molto a cuore, ma finalmente le persone potranno comprare quelle piante appunto nelle quali non sono stati messi né diserbanti e neanche sostanze che potevano essere fertilizzanti chimici. Quindi imparare, chiedere, i nostri espositori sono lì proprio per spiegare le cose, e generalmente c'è proprio la voglia di spiegare come è fatta non so, una farina biologica, quanta ne può fare, come si fanno i biscotti, come si fa. Avremo anche una novità, sempre tra le varie novità, avremo anche una cioccolata vegana medievale che arriva da Lucca o Firenze, adesso non mi ricordo, però la Toscana, ed è un prodotto che qui non si è visto mai, pare sia particolarmente, insomma, prelibata e preziosa, e anche questa la promuoveremo e vedremo che ne facciamo. Benissimo, quindi davvero di tutto, dalle piante al cibo, si può trovare davvero di tutto nel programma. Si può trovare di tutto, e come diceva Tiziana, visto che gran parte sono dei produttori, o quei pochi che sono venditori comunque lo fanno perché l'oggetto a loro piace, c'è la possibilità e la voglia reciproca di raccontarsi, di raccontare perché viene fatta una determinata cosa, perché viene fatta in quel modo, e questo vale per i prodotti appunto dell'agricoltura, per gli artigiani, un po' per tutti. Siamo indirizzati, cioè la Bioest ha sempre accolto i piccoli, le piccole produzioni, il piccolo fare. L'abbiamo sempre visto come proprio un elemento, la base di quella che poi diventa la società in qualche modo. E poi questo modo piccolo di stare assieme forma comunità. Quindi partite proprio da questo presupposto, insomma, una scelta precisa. Il bello della faccenda è anche che i cosiddetti artisti, generalmente artisti di strada, piccoli artisti, o gente a cui piace suonare, si propongono, e quindi non solo per fare i corsi di, per esempio abbiamo anche il nostro Furian, Flavio Furian, che verrà a fare lo yoga della risata, e quindi lo accoglieremo perché è personaggio conosciuto
conosciuto qui, ma Conosciuto insomma, e molto apprezzato. molto no? apprezzato, e noi ha fatto molto piacere la sua disponibilità, ma abbiamo anche per esempio altri artisti che faranno dei momenti ma così sporadici, senza grande impegno, no? Ma che verranno, che poi artisti li chiamiamo noi, magari sono quelli che hanno suonato a casa sua fino al giorno prima e che poi si espongono, ma che fanno un attimino di contorno. Oltre a questo avremo anche momenti di attività, diciamo così, di tipo musicale, ma imparando un attimino a suonare qualche strumento col Drum Circle, che è un circolo che viene praticamente proposto da sempre un'associazione, dove alcuni iniziano a fare una sorta di ritmo e melodia e alla fine in circolo le persone costruiscono una sorta di musica, diciamo, animata. Ecco. Animata, per cui insomma, anche quindi... lì partecipazione, momento di divertimento, e questo sarà un po' il finale di ogni serata. Sì. Oltre a questo, vai. Volevo sottolineare quello che già dicevi prima, quello della gratuità. Cioè, infatti, le persone, cioè, tutte le cose che noi andiamo ad offrire sono gratuite, e possiamo farlo perché? Perché quelli che vengono, che portano i laboratori, la musica, eccetera, lo fanno gratuitamente. Ecco, quindi... È uno scambio doppio. È un doppio scambio, È no? un doppio Quindi scambio. sono tutti eventi aperti al pubblico gratuitamente. Volevo chiedervi ancora, è necessario prenotarsi? In alcuni casi sì, in alcuni casi sì. Semplicemente per motivi tecnici, per esempio il Drum Circle, cioè, loro portano una ventina di strumenti musicali. E quindi, insomma, però ci si può, diciamo, prenotare direttamente al BioEst. Direttamente al BioEst, quindi non bisogna fare prenotazioni tanto assolutamente, prima, insomma, diciamo, ecco. Alcune cose sono inevitabilmente ristrette, ma proprio per una questione, mentre Però altre sono parte... assolutamente aperte e libere. E anche può... continuative, insomma, sì, perché durante tutta la lì... giornata, no? Esatto. Infatti. Ricordiamo che abbiamo anche i 2 spettacoli, sia il sabato che la domenica, di danze greche. Ricordiamoli. Danze greche. Danze greche, sono due gruppi diversi che propongono, una proprio la scuola della comunità locale e l'altra una realtà privata, che proporranno appunto, anche queste sono, come dire, sono vecchi amici, sono stati visti, sono venuti quasi sempre da noi e propongono anche quest'anno, si propongono loro e noi li accogliamo molto volentieri. Spettacoli che si svolgeranno sempre all'interno del parco? Sì, a fianco della chiesa, questi in particolare a fianco della chiesa. Ecco, il parco, noi occupiamo un'area molto grande. È vero. E diciamo, come le conferenze si svolgeranno o Spazio Villas, Sala Rosa o nella sala parrocchiale, sì. No? E le aree coinvolte nelle attività saranno il Prato Verde, quello davanti al bar Il Posto delle Fragole, l'area sotto il Glicine dove ci sarà il laboratorio della carta, Rigioiello e la Forgia, il Prato Alto, insomma siamo sparsi un po' in giro, e molte attività invece vengono direttamente fatte accanto agli stand, no? Per cui sì, è difficile spiegarlo. Bisogna partecipare. Bisogna partecipare e partecipare. perdersi all'interno della manifestazione. Benissimo. Solo perdendosi si può trovare. Quest'anno è giunta quale edizione? Sono tanti anni, vero? Allora, che devo fate? dire che io dovrei dire 33, perché 33. sono gli anni appunto che corrispondono, mi ricordo, al mio primo figlio, perché in fondo BioEst, nata ancora preventivamente da un'altra associazione, ma bene o male, sia io che Edi, che siamo la vecchia guardia, qua più o meno ci siamo trovati quando abbiamo cominciato a pensare ma che mondo vorremmo per i nostri figli. Chiaro. E allora abbiamo cominciato a pensare cosa mangiano, cosa bevono, cosa respirano, eccetera. È quello che ormai, considerandoci già vecchi quella volta, poi lo siamo diventati di più. Però ecco, quindi sembra la 33esima. Per fortuna ci dicevamo, insomma, effettivamente fare oggi una fiera così forse non sarebbe possibile, perché dal nulla, perché effettivamente ormai le pratiche burocratiche, le richieste sono tantissime.
però devo dire che ci aiuta il fatto di una rete amicale e associativa che ha perdurato nel tempo e che è rimasta solida nonostante gli ultimi anni con le difficoltà per tutti, certo. ma sicuramente è l'idea comunque del puntare verso un modello di gentilezza, tranquillità, sostenibilità, perché di quello parliamo, ma soprattutto di rilassamento, senza grandi dogmi, senza grandi preclusioni. Per cui noi ospitiamo per esempio alla fiera, abbiamo dal gruppo anarchico al gruppo cattolico, ognuno si esprime, ognuno porta quanto crede di dover insomma raccontare o dire, e quindi questa apertura secondo me è percepita anche come senso di tranquillità e momento di rilassamento durante un weekend normale in campagna. Esatto, però in piena città in realtà, no? In Gita questo fuori spazio porta. verde, però sicuramente all'interno della città di Trieste. Volevo chiedervi ancora con grande attenzione, appunto lo dicevamo prima, ai bambini, ai più piccoli, ai più giovani, non soltanto in chiave appunto di far rilassare e godere ancora di più insomma della manifestazione i genitori o comunque gli accompagnatori, ma anche forse per insegnare loro qualcosa, perché poi sono loro il nostro futuro. Quindi, no, certamente noi non andiamo a fare babysitteraggio per ecco. permettere ai genitori di andare a non fare è acquisti. soltanto quello, ecco. No, non è quello proprio. Non è proprio quello. È proprio una cosa indirizzata. Cioè, Chiaro. nella nostra visione tutte le fasce sociali devono essere attive, devono poter apprendere, devono poter fare, no? E Certo. questo è quello che andiamo ad offrire. E questo insomma è un programma molto ricco. Oltre allo yoga della risata ci sono anche altri appuntamenti di corsi, magari attività anche fisiche, o c'è tanta attività fisica, infatti, oltre alle sì, passeggiate faremo molta eccetera. fatica. Io di solito mi conto i passi e durante il BioEst vado a 17.000 perché Ecco, quindi sono tanti, non sono pochi. ma ci sono dei corsi, oltre dicevamo appunto le pratiche tipiche del yoga come del Tai Chi per esempio con la maestra Nadia Potleka, che è conosciutissima presso la zona dell'ex ospedale psichiatrico. Abbiamo per esempio i bagni di gong e tutta la scuola della dottoressa Maras che si occupa appunto di meditazione, di rilassamento con le campane tibetane, scuola di campane tibetane, tutta una serie. E poi abbiamo il gruppo massaggi, diverse scuole di massaggio a Trieste che sono dallo shiatsu ai tuinà, ai reiki, ecco, un po' spaziamo in quella che è l'alternativo un po' rispetto al classico, certo. però con piccole dimostrazioni. Poi ci sono anche per esempio del Kung Fu, alcuni che fanno qualche dimostrazione di karate, qualche scuola di questo tipo. Ognuno mostra un po' i propri corsi, sia quelli probabilmente invernali sia quelli che apriranno durante l'estate, perché poi sappiamo che Trieste si riempie di tanta attività. Verissimo. E tanti appunto cominciano a fare corsi estivi, quindi c'è anche un palcoscenico sul quale vetrina, mostrare, insomma, no? Sì. In anticipo sui Sì, avevamo anche lo yoga aereo un periodo, adesso non so dove sono volati, però quest'anno non abbiamo lo yoga aereo, sì, sugli alberi con dei cosi, era molto simpatico. Quindi quando uno dice ma io vorrei fare una dimostrazione di qualcosa di particolarmente bizzarro, il luogo dell'Exo-PP è perfetto. Sì, esatto, è perfetto. Noi presta. li accettiamo subito perché poi abbiamo avuto negli anni vari ed eventuali, che poi alcuni sono rimasti, alcuni anche noi rimanevamo perplessi, però destano curiosità, magari qualche volta qualche risatina da parte di qualcuno per qualche attività particolare, anche perché insomma uno potrebbe dire mi faccio un bagno di gong, no? E c'è infatti, questo però... che suona il gong, eccetera. Negli anni per esempio abbiamo avuto anche le visite del gruppo degli Hare Krishna che sono venuti, hanno cantato e ci hanno fatto appunto tutta una serie di cose, quindi cose particolari da vedere lì. E che da altre parti non si possono trovare. Probabilmente no. Tutte assieme così sicuramente Tutte no. Insieme no. Sicuramente no. Poi chiuderanno il cancello.
Allora, grazie a Tiziana Cimolino e Edoardo Pernici di BioEst, in bocca al lupo per la manifestazione, lo ricordiamo il 15 e il 16 giugno a Trieste nel Parco di San Giovanni. A partire dalle 10 a partire dalle 10 fino alle 8 di sera in entrambe le giornate. Esatto. Benissimo, grazie davvero e buon proseguimento e buon lavoro. Grazie. E noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Bentornati in diretta, sempre appunto a Trieste in diretta, siamo con Fulvio Bronzi, il presidente di Ginnastica 81. Buonasera e benvenuto nella nostra trasmissione. Grazie dell'invito. Allora, facciamo un piccolo bilancio della stagione di questa realtà importante che è la Ginnastica 81. Com'è andata questa stagione? Abbiamo chiuso con il saggio il 43esimo anno di attività. Noi abbiamo chiuso nel migliore dei modi, con palazzetto pieno, avevamo 3.000 spettatori, famiglie, spettatori eccetera, abbiamo fatto un bel saggio, avevamo tante autorità e perciò posso dirvi tanti riconoscimenti e abbiamo fatto un bell'anno, una bella fine anno di tutti gli allievi. La parte agonistica ancora meglio, nel senso che abbiamo fatto dei grossi risultati, abbiamo fatto un europeo dove abbiamo portato un oro e un argento, abbiamo fatto degli incontri internazionali a Jesolo per esempio, che è un incontro internazionale con Francia, Stati Uniti e Francia eccetera eccetera. Abbiamo fatto un oro a un attrezzo al volteggio con la Sor Benedetta Gava e anche un argento al volteggio sempre con la Emma Puato, che sono le ragazze di punta in questo momento dell'attività, certo. Senza tener conto della squadra nazionale, della squadra agonistica al completo, con la quale quest'anno abbiamo fatto il 22esimo anno consecutivo in Serie A1 e abbiamo raggiunto un quarto posto, la permanenza in Serie A1 e di questo siamo estremamente soddisfatti. Benissimo, quindi insomma una stagione più che buona, positiva, sì, no? buona, molto buona. Un'affluenza positiva, abbiamo tanti bambini, si parla di oltre 400 bambini e indubbiamente siamo da tutti riconosciuta come una delle più grosse realtà cittadine, sportive. È vero. Ribadisco che la mia società è una società libera, iscritta alla federazione, al CONI, perciò siamo un centro federale, uno dei 3 centri federali specializzato poi nei juniores, dove già adesso abbiamo degli ospiti da tutta Italia che stanno finito l'anno sportivo e noi iniziamo l'anno federale con gli allenamenti eccetera. Già da lunedì abbiamo diverse realtà nazionali ai massimi livelli che si allenano da noi, rimangono da noi. Facciamo un po' anche di foresteria perché quello è obbligatorio, è uno dei nostri problemi tra l'altro, ecco. Ma diciamo che l'attività va. L'attività va bene e accennava a qualche appunto problema da risolvere e questi piccoli insomma, aggiustamenti, problemi da risolvere sono all'interno di un programma, immagino, di progetti per il futuro, no? Vogliamo parlarne? Io dico la verità che sono abbastanza arrabbiato, se posso usare questo termine. Si riferisce alla nuova palestra, no? Mi riferisco al nuovo impianto dove purtroppo la voce l'hanno avuta sempre i nostri avversari, non riconoscendo a noi il ruolo di società sportiva, definendola privata, definendola edificio pubblico che sarà dato in mano a privati, e con questo ci offende moltissimo. Ci offende moltissimo perché non riconoscere la società sportiva per quello che dà, per quello che fa e per chi la frequenta, secondo me non qualifica chi ha usato questi termini. Anche la raccolta di firme contro il nostro impianto, una raccolta di firme, mi pare 600 firme, con il titolo soldi privati dati in mano al privato, ecco io direi che anche sotto il profilo proprio costituzionale, l'articolo 33 della Costituzione, dove dice i valori dello sport non ci vengono riconosciuti in un rione poi che ha visto nascere questa società, ha visto nascere 43 anni fa, proprio per volontà di alcuni volonterosi, con la quale ancora oggi funziona col volontariato, no? Perché la società sportiva non ha lucro, non lo può avere e non lo può avere, soprattutto, dico, proprio anche adesso con la nuova legge sullo sport, che penalizza, cioè più che penalizzare,
dà una burocrazia abbastanza pesante a chi dirige, a chi porta avanti una società sportiva riconosciuta. E quindi lo si fa sempre di più a titolo volontario, davvero, insomma, come lo si passione. fa a titolo di volontariato, perché Certo. gente che si prende questa responsabilità pesante, fa l'attività di un certo rilievo e prendersi una responsabilità penale senza nessuna copertura, e ovviamente, a parte l'assicurazione, dico, non è un'attività che molti decidono di fare nella propria vita. Io l'ho fatto, ho avuto le mie soddisfazioni, i miei riconoscimenti, mi piace, l'ho sempre fatto, lo farò fino a che posso, però indubbiamente ha bisogno anche del riconoscimento, questo non ha bisogno di essere vituperato oppure offeso. Ecco, questo le dirò anche perché noi abbiamo chiesto questo. Ecco, sì, spieghiamo bene per quale motivo c'era bisogno di una nuova palestra per la ginnastica 81. Per godere di quell'impianto per la ginnastica, perché la confusione è totale visto che nessuno si è mai informato. La ginnastica ha bisogno di un impianto suo, non è che non è una ginnastica di preparazione a fare un altro sport, è ginnastica artistica, perciò parallele, attrezzi, cavallo, eccetera, eccetera, fissi, bloccati, eccetera. Noi abbiamo avuto, per fortuna con l'amministrazione di allora, siamo riusciti ad avere un impianto fisso di ginnastica, com'è che può essere nuoto, pattinaggio a rotelle, cioè è un impianto fisso. Questo impianto è un primo lotto. 30 anni fa sono stati fatti un primo lotto. Perciò è una palestra bellissima per quanto riguarda la preparazione. Per quanto riguarda invece le gare o lo svolgimento di una gara, siamo sempre andati in trasferta, a parte le piccole gare regionali, piccole cose, perché non avevamo né i requisiti, né il pubblico, eccetera. La federazione oggi chiede pubblico e chiede un palazzetto, un posto. Negli ultimi anni molte città si sono sviluppate, non dico delle più grosse, ma l'altra settimana per esempio Brescia ha inaugurato, ha fatto la prima pietra proprio di un impianto sportivo per la ginnastica. Su questa idea sarà 20 anni che io chiedo a chi amministra il Comune di Trieste un ampliamento di quella palestra, perché Chiaro. ce n'è bisogno. Mi pare logico, mi pare lecito e mi pare anche da rispettare. Questo ha portato per una ventina d'anni, su nostre pressioni, un nulla di fatto. Nel momento stesso in cui si stava concretizzando, e di questo devo ringraziare sia il sindaco di Trieste, sia l'amministrazione regionale, che hanno accolto le nostre richieste, hanno contribuito alle nostre richieste, si è iniziato a fare le prime cose e improvvisamente questo luogo al macero da 30 anni, 40 anni, cadente, è diventato importantissimo. Io non è il mio ruolo e non risponderò mai a livelli politici perché non è né la mia capacità, neanche la mia conoscenza. Però credo che là ci sia una grande speculazione politica per la quale si anima un rione tranquillo che è diventato un po' difficile da viverci. È vero. Perché ha aumentato il numero dei contrasti, il numero della convivenza civile, direi, perché siamo andati oltre, sia nei confronti della società e sia nei confronti anche miei personali. Hanno usato parole molto forti, molto pesanti, e io non intendo assolutamente accettarle, ma neanche non vado a parlare o rispondere a questa gente. Al di là delle offese che insomma giustamente dice, alle quali non voglio entrare nel meccanismo così della botta e risposta, giustamente, c'è stato anche chi ha avanzato però altre ipotesi, no? Rispetto alla realizzazione in quel luogo di una palestra, altre ipotesi che però sono realizzabili, non sono realizzabili, ci spieghi? Io posso pensare che ci possa essere qualche sacrificio. Io lo capisco le sensibilità e io capisco certi animi che sono più sensibili a certe tematiche e posso anche condividerli in certi casi. Ma se tu hai mezzo impianto da una parte e tu vuoi in qualche modo avere quello che manca a quell'impianto, non puoi ricominciare tutto da capo e ripartire da un altro posto. Io so che si fa dei sacrifici, ma ritengo meritevoli, dal mio punto di vista, rispettando gli altri, penso che siano dei sacrifici non tanto gravi da non dare a una società sportiva, a 400 bambini, a una società agonistica di quel livello, non dare nessuna opportunità, ma cassare questa possibilità chissà per quanti anni.
Io dico che sì, c'è qualche sacrificio, qualche disagio può essere che crea. Io penso che non ci saranno grandi disagi. Parla della costruzione vera e Certo. propria, insomma, è chiaro che costruire ex Porterà qualche novo un disagio, edificio potrà essere qualche finestra troppo vicino a dove si costruisse. Ci può essere che possa mancare un'area che oggi era definita verde, addirittura l'hanno classificato ricreatorio, ma era un fondo al quale si oltrepassava una porta, un'entrata vetusta e vecchia di 20 anni, dove mandavano i bambini. Questo parlo degli ultimi anni, prima nessuno sapeva che esisteva. Questa secondo me è una provocazione oppure una tattica per contrastare dall'inizio un consiglio comunale o una giunta comunale che non andava d'accordo con loro. Di questo io non mi occupo. Di questo non mi occupo. Vuole restare fuori questa Io polemica, riprendo, considero che quello spazio è quello attinente a quello che c'è di bello, è una delle più belle palestre d'Italia per la preparazione olimpica, eccetera, usata dalla preparazione olimpica, a quale manca un pezzo. So che possa essere delle sensibilità diverse, ma io penso che si possa oggi, delle persone consapevoli, sacrificare qualcosa per mettere a posto una società che ha le sue credenziali. Io credo che ha delle credenziali, forse me lo dicono più fuori Trieste che a Trieste. Ha più riconoscimenti, sicuramente si sì, dice questo è un dato no? certo, no? Nessuno profeta in patria, perché dopo entrano gelosie, antipatie, entrano in gioco politica, entrano tante cose, ma se guardo dal punto di vista soltanto dell'associazione sportiva, quella è la sua destinazione naturale, insomma, no? È chiaro. E Quindi, non credo che disturberà neanche tanto. vogliamo entrare nel dettaglio magari del progetto, che cosa ci sarà appunto in quel luogo? Io manco la risposta, perché il progetto, come è noto, è ancora nel da farsi. È ancora e io nel non lo limbo. so, noi abbiamo avanzato dei suggerimenti che sono stati accolti, sono stati ascoltati dall'assessore Lodi, con il quale ci siamo visti recentemente. Più o meno sono cose che si possono fare, che alleviano forse disturbi o disagi, accontentano la popolazione della città, perché insomma 600 sono gli iscritti, vuol dire che 600 a settimana vengono in quella zona. Attualmente penso che non disturbino tanta gente, vanno a fare un'attività sana, riconosciuta come un'attività olimpica, perciò di grande rilievo sportivo. Certo. Forse alla gente piace solo le Olimpiadi, ma però bisogna costruirli gli atleti, insomma. Bisogna prepararli, no? Bisogna per prepararli, affrontare, perciò credo che affrontare. un grande sacrificio non ci sia, se non un sacrificio politico per il quale non vado neanche a indagare. Insomma, c'è bisogno di questa novità per la ginnastica 81 che sta crescendo, cresce ancora, una realtà, l'abbiamo detto, insomma, più che quarantennale, quindi ormai davvero consolidata, è un'eccellenza della nostra città dal punto di vista sportivo, no? Io ho detto alla Presidente regionale, io aspettavo forse da voi un riconoscimento più che un disagio, perché è una realtà che penso che valorizzi San Giacomo, casomai, insomma. Non è un'attività che la penalizzi. La penalizzi, ma neanche sotto il profilo dell'immagine, no? Perché tutto sommato San Giacomo ha un ricreatorio, un oratorio, è a noi come centro sportivo, cioè non è che... Perché attualmente, ricordiamo, siete nella palestra, sempre nel rione, insomma, a cavallo forse tra i due rioni, no? Di San Giacomo e San Vito. Sì, è un rione, ma vengono anche da Muggia e vengono anche da fuori Trieste. Assolutamente, infatti. Ecco, pensi che le due ragazze sono di fuori Trieste e sono una addirittura da Padova, che adesso sia la famiglia che lei si sono stabilizzate a Trieste, ha avuto la possibilità di stabilizzarsi a Trieste e sono diventate triestine. Voglio dire, è un centro nazionale e di conseguenza l'iscrizione è libera, perché non trascuriamo che sono una ventina che fanno agonismo su 400 e rotte, le altre fanno attività di base, tanto diciamo apprezzata sia dalla politica e anche dalla salute, no? Perché certo. Si sa quanto porti fuori dai disagi dei bambini che fanno attività sportiva. Qui, proprio in questa sede, è stato detto che da noi costa più di 1.000 euro e hanno detto delle menzogne, naturalmente, perché questo non è vero e corrisponde a una falsità che non tollero. Da noi si paga molto meno di 500 euro per 8 mesi e tra l'altro
una sana legge regionale, chi ha meno di 37.000 euro mi pare di reddito può quasi avere il pagamento completo della propria attività di bambini. L'esenzione. Perciò da noi questo è praticato. Non dico che facciamo anche qualche aiuto concreto, siamo una società sana, perciò ci sono delle necessità per le quali noi interveniamo anche direttamente senza contributi e meno. Mi pare che il tutto funzioni e funzioni bene. Abbiamo dei disagi come lasciare tutti i genitori tutto l'inverno fuori dalla porta ad aspettare un'ora che una figlia faccia ginnastica. Questo io penso che non sia, che sia anche un compito mio dire che non è giusto per questo. Sa. Con una nuova palestra ci sarebbero gli spazi io penso per che con poter una nuova accogliere, palestra ci no? siano degli spazi, delle possibilità. E poi volevo chiarire, approfitto perché forse mi dica se parlo troppo, ma comunque davanti a tante cose io devo dire questo. L'iscrizione, come dicevo, è liberissima. Il fatto che tutti possono iscriversi, l'ho detto prima, ma era qualcosa che mi sfugge, ma che non me lo ricordo più. Proprio a proposito della tipologia di persona che si iscrive di solito, sì, no, alla vostra associazione, alla vostra struttura, si tratta soprattutto di bambini e bambine? Sono bambini che partono dai 3 anni in poi. Dai 3 anni in poi, e dopo sono bambini di 18, 20 anni, ragazzi, insomma, 18-20 anni, che fanno un'attività. E questa è più la parte, diciamo, agonistica, del divertimento, no? Eccetera. È chiaro, quindi c'è davvero di tutto, ci sono corsi per un po' tutte le età, insomma, dell'area giovanile. Anche per persone anziane, anche questo sono anche persone per gli adulti alla sera, e sono i nostri sponsor, perché io non ho uno sponsor, per fortuna, e per disgrazia, perché ne sarei molto lieto. Pensi solo a tutte le trasferte che facciamo. Per fare la Serie A c'è una trasferta di 12 persone più o meno, con allenatori, atleti, eccetera. Fino a dove andate? Ma siamo andati fino a Palermo, siamo andati a Napoli, siamo andati a Milano, siamo andati a Firenze, l'ultima gara a Firenze. Cioè, ce la facciamo in proprio, che abbiamo un pulmino grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio, che giriamo un po' con i nostri ragazzi, e questo è quanto, insomma. Un'altra cosa, ecco, quella che mi dimenticavo prima, importante secondo me. Anche qui è stato detto, o sui giornali, non mi ricordo più, che noi chiediamo dei prezzi alle scuole o noi chiediamo delle tariffe esose. Noi non abbiamo mai chiesto tariffe. È chiaro che l'impianto, quello che abbiamo oggi in gestione e quello che potremmo averlo, ma non sappiamo ancora, in gestione è del Comune, non è dell'Artistico 81. Perciò chi vuole spazi deve chiederli al Comune. E noi, indubbiamente, essendo affittuari come altri, penso che dobbiamo darglieli. Non è una questione che noi siamo una città chiusa, che non dà spazi, che non dà l'opportunità. Sono venute delle scuole, noi abbiamo già ospitato delle scuole, vengono, fanno ginnastica, vanno via. Quelli sicuramente non protestano. Quindi protestano soltanto un gruppuscolo di qualche interesse diverso che protestano, ma dicendo bugie, perché noi non siamo destinatari a decidere chi viene e chi non viene in un edificio pubblico. Ci sarà sempre il Comune a decidere. A decidere, no? Ad avere l'ultima parola. In base ai nostri spazi, quello che abbiamo con un programma, penso, annuale, non a caso, ma penso che sia chi ha bisogno di spazi deve chiedere, ovviamente, non però telefonare a uno, all'altro, alla mamma. Ecco, chiaro, è una cosa che mi pare del tutto logica, come già funziona altre palestre a Trieste, come funziona, penso, la piscina, come funziona la pallacanestro, come funziona il stadio di calcio. Altre strutture sono impianti sportive destinati in generale. a specifiche attività, come quella è una palestra per la ginnastica. È chiarissimo. Ha particolari esigenze proprio lo svolgimento sia delle gare sia degli allenamenti, quindi diceva prima ci vogliono particolari attrezzature all'interno della palestra che stiano fisse, no? Questo infatti. È quasi l'impossibilità di gestire con terzi, ma parlo di attività con la palla, per esempio, come pallavolo, ma altre attività di corpo libero, di altri che io adesso non posso elencare, ma le scuole soprattutto, no? in un terreno dove si fa il corpo libero, ginnastica, eccetera, penso che si trovino, e anche con attrezzatura di un certo livello, di una qualità, insomma, e di sicurezza anche soprattutto. Si potrebbero fare anche le gare, appunto, gare più importanti rispetto a quelle che già si fanno, magari proprio a livello, diceva prima, regionale. Si possono fare gare a livello
interregionale. Interregionale. Ecco. Dopodiché penso che non si possa più, ma tenga presente che portare le nostre attrezzature in un palazzo dello sport per fare gare di un certo livello comporta delle spese con le quali non siamo in grado di sostenere. Non sono sostenibili, No, insomma, no. È piuttosto costoso. Immaginiamo. Pensi che la pedana del corpo libero, per solo smontarla e applicarla, ci vogliono 2 giorni di lavoro. Quindi anche, insomma, oltre alla Purtroppo spesa... è così, è uno diciamo, sport così, è a un noi lavoro. piace, siamo innamorati della ginnastica, ma comporta anche delle determinate... Avete in programma, adesso la stagione si è conclusa, no? Perché di solito va... La stagione la sociale, stagione sportiva, la intendo. stagione sportiva è chiusa. È chiusa, E inizia quella di preparare Di Noi abbiamo ancora il preparazione. campionato italiano in piedi Sì. da fare, perciò abbiamo ancora degli appuntamenti. Ci sono ancora appuntamenti. Ci sarà uno quindi. stop per via delle Olimpiadi, no? Dal punto di vista Certo. di gare internazionali, che sicuramente con una o due ragazze potremo ancora farlo, perché la federazione è interessata, come la federazione è interessata anche alla costruzione di questo impianto. Chiaro? È venuta qui a Trieste il presidente nazionale della federazione, ha detto che lui si pone come impegno di aiutare nella realizzazione di questo impianto per la ginnastica. Aspettiamo notizie, aspettiamo i tempi necessari. I tempi necessari, speriamo che non siano biblici, insomma. E speriamo no? che la gente anche capisca le esigenze di una società sportiva. Le esigenze. Avete appuntamenti, poi la stagione invece sportiva proprio ricomincia a settembre di solito. La stagione sportiva inizia a ottobre. A ottobre ricominciate, quindi ci sono le iscrizioni, poi i corsi, quelli invece diciamo proprio di base. Ottobre, cioè veramente noi Ottobre, cominciamo già a maggio. settembre con i corsi, Ecco. alcuni corsi delle più grandine, cominciamo a settembre. Settembre, ottobre. Poi Fine agosto-settembre facciamo le iscrizioni, anzi già adesso le abbiamo iniziate le preiscrizioni. preiscrizioni Le facciamo vi già in portate avanti, anteprima sì. proprio perché, strutturati come siamo, ci piace fare per tempo l'organizzazione dei corsi, che devono essere omogenei, che siano in grado di essere assistiti da 2 insegnanti, soprattutto i più piccoli. Noi abbiamo 2 insegnanti con i quali devono assistere questi ragazzini piccoli, anche che sono alle prime armi, perciò Anche con molto tante piccoli, no? necessità. Parlavamo di 3 anni Ecco, di età perciò addirittura. non puoi mettere uno che sa, devi cercare di fare dei corsi che siano omogenei, che si possano tutti divertire, no? Perché l'importante non è che fanno ginnastica artistica, fanno ginnastica per divertirsi e per giocare. Questi sono i primi Ed anni. è comunque una e poi alcuni talenti formazione. faranno ginnastica, altri talenti faranno altro in base ai loro talenti. Avranno comunque una base sportiva. Avranno una base giusta, e con la quale così. viene indicata da tutti gli esperti come base necessaria a fare qualsiasi sport, ma io dico che possa fare anche piano o altre cose nella sua vita, perché se è un talento per altro è giusto che... però il suo corpo sarà ben preparato per e affrontare. magari anche un po' una forma mentis, E poi una no? forma Perché mentis, no? c'è le regole, la cultura, l'educazione, il rispetto, sono tutte cose che si imparano Con lo sport, facendo è vero. un'attività sana. Grazie a Fulvio Bronzi per essere stato con noi, presidente della Ginnastica 81, grazie di essere a lei. venuto qui in trasmissione, torni presto a trovarci, speriamo Grazie, con aspetto il vostro notizie. Benissimo, grazie molte. Grazie a lei. E noi ci fermiamo qui, grazie a tutti per averci seguito e appuntamento alla prossima puntata.